Le scelte compiute dalla Regione in ambito di welfare sono delle scelte che portano delle incognite sul futuro del welfare stesso. Nel momento stesso in cui non vengono recepiti i rinnovi dei contratti collettivi nazionali del settore del sociale da parte della Regione Veneto, qualche problema secondo noi in questo territorio ci sarà. È l'allarme lanciato da Lega Coop Veneto, l'associazione che raduna 335 imprese locali attive soprattutto nei settori servizi e sociali in regione. Nel corso di un incontro pubblico gli esperti hanno radiografato la situazione attuale, ponendo il tema della sostenibilità economica delle imprese cooperative sempre più a rischio, un'incognita inquietante per il futuro visto l'andamento demografico della regione. Tra 10-15 anni, senza andare tanto in là, il 6-7% circa della popolazione avrà più di 85 anni, a fronte di nuovo di una bassa fertilità e quindi di una popolazione più giovane che si riduce. Questo naturalmente crea una serie di sfide al sistema di welfare. Si è parlato a lungo di pensioni, ma non è l'unico argomento. Per esempio, quello di cui abbiamo parlato stamattina è la cura per gli anziani non autosufficienti. Noi ci troviamo in una situazione attualmente dove gli operatori, le cooperative sociali, che sono gli operatori principali sulle cui spalle sta l'operatività del welfare della regione, potrebbero trovarsi, c'è una seria possibilità, un serio rischio che si trovino in una situazione per cui non riescono più a sostenere i costi per erogare quei servizi, che sono servizi fondamentali, sono servizi di cura alle persone, soprattutto alle persone più fragili.